Novasa in s'inchiesta della Procura della Repubblica de Casteddu su prasinquinamento ambientale chi di addepera e scaglionausa a Vluorsid de Macchiareddu proneche desismaltimento desosi scartoso desu traballo desu Vluoro. Su GIP desu Tribunale de Casteddu a secusu desa richiesta desu Pubblico Ministero Marco Cocco a temitius 7 misuras cautelares a garrigu de dirigente desazienda de propriedade desu presidente desu Casteddu desi squadra desu Casteddu Tommaso Giulini chi no este indagau e de merese dipendente desa sociedade Inecco. Sos agenter desu nucleo investigativo desu corpo forestale coordinaor desu commissario Fabrizio Madeddu custu manzano cana sequestrau 20 ettari de terrinu in sa zona industriale de Macchiareddu intre Casteddu e Assemini ca su chi parete in cui canir garrigau iscartor desu Vluoro. Appustisi de sos interrogatorios de garanzia totus os indagaus anapius domiciliares ma s'indagine naschia ca su servizio veterinario atti scoperto un upore de berbecher malader de fluorosi in sosterrinos a curso de stabilimentu non ser mai firmada e considerande sa declarazione di uno scantos indagaus che hanno collaborau e si chinde a chircare 3 tonnovos a uve che caner garrigao a cantupare tesosi scartos o desa produzione de su fluoro. Sos 120 milioni di euro di su governo per la continuità aerea in veridade sono 30, sono arribaus in ritardo de 2 anni e annunziaus commenti un contributo annuale e invece sono partius in plusannualidades. Questa è la risposta di Ugo Cappellacci, coordinatore regionale de Forza Italia, su presidente della regione Pigliaru in merito a sa questione desinsularidade, prosacale sus cussizzeris progressistas l'aiana pediu prusimpinnu. Sa veridade este chi sa giunta regionale non ischitti manco commente li spendere su dinare, da chi aiat ereditau per una continuità territoriale duoso prosa strattar minores ma la firmada e ca cancellau cus in vigenza probipò nessunudda. In sintesi chi su presidente della regione torra grassias pro 30 miliones si che va che futtire pro de 700 milioni di euro a sanno ca in su 2014 ha firmato un accordo pro rinunziare a sul ricurso promover desa giunta de centrodestra e peus puru a sos profetto Zai Balanzauso. Cappellacci ammenta a chi Pigliaru Parischin Renzi a fossausa zona franca che la considerata un ubisu malu e galu però non boccatapizzu una tera idea. Custar fainar mostra una linea politica sichia che insistado un'ata Cappellacci vatta de debilesa terachia chircanne de che va che scolare derrutta all'ezzasa che imbinchi das istoricasa. In sa questione desinsularidade, concluiti Cappellacci, a Pigliaru l'ammusammentare pezzi prosas promissas ispantosa da de si per lup su trenu vante scientificu pro arribare da Casteddu a Bastia in 40 minutos. Su 26 de Lampadas iscaden is ardimandas pro piccare parte a 2 progettos de su servizio civile nazionale a Maniauso da su comune di Nugora a Garrigu de su bandu regionale. Ludata ischire amministrazione comunale. A sa selezione podene partecipare sorzovanos dae de che 8 a 28 annos ana essere 8, sos che ana essere in preauso pro un anno in custos 2 progettos. Su primo linea amica con il comune che repromuovere educazione a sa promozione culturale pro medio de una rete de sportellos informativos multidisciplinari per la cittadinanza europea, sa semplificazione, sa conciliazione amministrativa, sa promozione turistica desa cittade, sa casazzo es integrazione desor cittadinos extracomunitarios. Su secondo progetto creare contesti per apprendere atas obiettivo de contribuire a sviluppare sa potenzialità desor dischentes in sa autonomia personale, in sa comunicazione, in sa integrazione sociale, gaisi kinde. Su comune ammenta chi sa persones interessadas a depene presentare sa dimanda intro sarduas de lunis 24 de lampadas a chi sa posta elettronica o chi una raccomandata o consignandela a mano a suffissiu protocollo. Pro aree plus informaziones o prosa modulistica si potete andare a suffissiu servizio civile nazionale de su comune di Nugoro in Carrera Manzoni o entrare a su sito internet de su comune di Nugoro. Un altro intervento finanziario in favore del settore vitivinicolo sardu, che in questo anno si cresce umeda sia in calidade, che in su vino sardu, che este piccante premios in tutto il mondo, sia ta prosas opportunità del traballo chi data. A secusu desa proposta dell'assessore dell'agricoltura Pierluigi Carias aggiunta a dau attuazione a canto previdio desa legge regionale de stabilidade che pone tutti i €100.000 in più supra cussu previdio del programma nazionale de sustento a su settore del su vino. Sa
Sa delibera iscrive sa regione intervenit in su pagamento de sas dimandas ammissibiles presentadas da esas aziendas in s'annualidade 2016 che in desa gradatoria, su tanto previdio la gestire l'Agenzia regionale Argia Sardigna. Su dinare posti in campo desa regione mostra su contipizzo desas istituzioni pro una parte de importo umano desagricoltura sarda, annaus assessore Caria. Su settore prosisu la nostra rappresenta un'occasione de crescita semur mezz'ora ormeda in sas produzione de calidade, dipimus però aumentare esa cantidade che rispetto a altre regioni d'Italia è troppo pacca. Amus un upore de azienda nova schinzovano su chi bi traballano e custu este de bona ora pro su venidore. Non è andata bene la trasferta in Lombardia di Sunugoro Softball. Contra su Caronno ha perdiu ambar gara valida pro su secondo turno de torrata des Italian Softball League e dunque sa barra turtima in sa classifica di su girone A. Chi non fitto una passizzata, Sannugoresa l'ischiana dai prime mogere, casa formazione lombarda este secondo in classifica e scandidata a vincere si scudetto. Gara 1 è sta acabata che in su punteggio de 11-1 pro Sarmerer de Domo che hanno vinto in battor frazionese. In gara 2 si è mudau Pacu, Sannugoresa sempre in difficoltà e su Caronno che ha vinto 7-0. Sa gara che sta acabata prima sera, confermando esa difficoltà de Sunugoro Softball. Su campionato come osata firmare pro 3 schidas, s'allenatore cubano Valdespino ha su tempus pro mezz'orare a conzare su chi no andata pro cantes possibile. Sotto de tribulas, quando ha tornare a cominciare su torneo, Sunugoro Softball a giocare in trasferta che in su Saronno.